Eccoci, buonasera, buonasera a tutti per questa nuova diretta Instagram qui sul profilo di Hotcorn. Oggi abbiamo un ospite speciale che abbiamo stuzzicato su un tema che lui ama da sempre. Ogni tanto quando ci incrociamo nei vari festival passiamo almeno 10 minuti, un quarto d'ora a parlarne, quindi questa volta abbiamo detto vabbè, ma coinvolgiamolo direttamente e facciamo una cosa. Allora, vediamo se... Giacomo Giorgio, stuzzicatore, ecco Filippo De Carli. Ciao Filippo, grande, come stai? Eccolo, Eccoci, come stai? Dove sei? sono in un camerino. Ciao amici di Hotcorn. Sono Ciao in un caro Giacomo, camerino e ho una piccola sorpresa per voi all'inizio di questa diretta. vai. Piccola sorpresa. Oh, Ciao! come stai? E la seconda sorpresa. Quante sorprese ci Ciao! beh, basta. Ciao, come state? Questo, questo Cosa è il stai? camerino mare fuori, giusto per... Ah, che bello, ma che bello, che bello. Adesso li saluto e continuiamo noi Sì. la Avete girato diretta. oggi? Sì, stiamo girando, perciò stiamo in Ah, questa situazione molto... Io adesso passo da un camerino all'altro, così, live. che, che bello, ma che bel baffo che c'hai. Che belle? Baffo. Col baffo, beh, vuoi vedere? Ti faccio vedere. Uh, uh, meraviglia, bello, Eh, ma la facciamo dietro le quinte. piccolo spoiler. Bellissimo. Eccoci. Adesso siamo soli. Dicevo Giacomo che ogni tanto Ma quando ci prende? incrociamo... Prende poco? Eh? Prende poco, mi vedi bene? No, adesso sì. Perfetto. Ogni tanto Ok. scatta. Allora, Dicevo che ogni tanto quando ci incrociamo ai festival noi abbiamo i nostri macro argomenti da affrontare. E esatto. quando abbiamo iniziato i giorni scorsi a pensare a qualcosa da fare, molte cose da fare per il centenario di questo signore, qui, Ok, uno qualunque. proprio Marlon Brando, che avrebbe compiuto 100 anni il 3 aprile del 2024, abbiamo pensato proprio di fare una diretta Instagram con te per parlare semplicemente di Marlon Brando e del perché ancora oggi noi stiamo parlando di Marlon Brando. La vera domanda è questa. Perché parliamo ancora di Marlon Brando? Beh, perché parliamo di Marlon Brando? Perché, come tu sai, come noi sappiamo bene, Marlon Brando è stato colui che ha rivoluzionato completamente il mestiere dell'attore, ma facendolo in modo veramente tecnico. A parte che ci sono vari episodi geniali della sua vita, tra cui un provino, eccolo qua, fantastico, meraviglioso, tra cui un provino, questa è una domanda che io mi sono posto tante volte, cioè anche quando facevo all'inizio i primi provini che non sapevo se insomma ce l'avrei fatta a fare veramente questo mestiere, eccetera, mi sono detto, ma come tu fai un provino che fanno 3.000 persone, 3.000 ragazzi della tua età e in qualche maniera vieni scelto tu. Allora, perché devi essere scelto tu tra due, invece degli altri 2.999? Certo, c'è una componente di botta di culo, perfetto. Tolto quello, qual è il vero... E probabilmente quello che ho osservato è che tutte queste persone iconiche, incredibili, leggendarie, che non solo nella recitazione ma anche nella musica, anche insomma in altri ambiti, sono riusciti a Sport, fare... Come? anche nello sport, no? Anche, Paradossalmente. anche nello sport, che sono riusciti a fare veramente la differenza, hanno un comune denominatore che è l'unicità. Cioè hanno proposto
in un qualche cosa di già esistente una loro, una loro unicità, una loro irrepetibilità. Cioè tu vai a fare una roba e io che ti guardo, magari non mi piaci, però sei solo tu e io Sì, lo so che sei solo tu. È come quando il cantante, ci sono i cantanti che fanno le canzoni e tu da 3-4 note, anche se non sai chi è il cantante in quel momento, dici, ah vabbè, è lui, già vero. lo so. E Brando è stato il primo che ha fatto questo, perché Brando, innanzitutto c'è un episodio stupendo che è quello che ti stavo raccontando prima, di Brando che va a fare il provino per Elia Kazan a teatro, È il tram. per fare un tram che si chiama Desiderio e si presenta con una gomma da masticare e uno yo-yo, mentre faceva il provino usava lo yo-yo. Voi immaginate un tram che si chiama Desiderio, che è come dire Amleto di Shakespeare, cioè voglio dire, sono Sì, delle... Esatto. Immaginate un ragazzo che si presenta davanti a Elia Kazan, che voglio dire è uno dei registi più importanti che ci siano mai stati, e questo si presenta con la gomma e lo yo-yo, praticamente un gesto quasi dissacrante esatto. di- La punk. da esattamente in un tempo poi soprattutto in quegli anni lì. Eh sì, stiamo parlando della fine anni 40 il Stiamo teatro. parlando fine anni 40. E Kazan lo caccia. Kazan lo caccia, chiama quello che all'epoca era colui che gli aveva detto vedi questo ragazzo, che non era, diciamo, quello che oggi potrebbe essere l'agente, e gli dice ma che cazzo mi hai portato? Ma questo si è presentato con lo yo-yo, la cosa, eccetera. Il giorno successivo lo chiama e gli dice senti facciamo una cosa, proviamo a fare lo spettacolo, proviamo a fare le prove, e si rende conto in quella notte evidentemente che lui era stato talmente unico, talmente fuori le regole, che ha fatto uno dei personaggi più leggendari che poi è stato fatto al cinema, che ci sia mai stato. Ed effettivamente forse io direi che quel ruolo, anche in Viva Zapata, stessa identica cosa, è stato il ruolo che ha proprio cambiato, perché prima di lui c'era una maniera di recitare completamente molto più tecnica, molto più Ah, statica. classica, i vari Cary Grant, James Doohan erano molto... Via col vento. Via col vento, diciamo così, è il film che può descrivere meglio la maniera che c'era all'epoca di recitare. Arriva Brando e cambia completamente tutto. Come lo fa? Tecnicamente Brando fa delle cose, innanzitutto gioca sull'imprevedibilità. Cioè, qua tu non sai mai Brando che cosa fa da un momento È all'altro. vero. Quindi gioca all'anti-cliché. Allora, quando uno spettatore dice, ah sì sì, beh, Va. adesso va là perché, oppure adesso si incazza perché l'altro personaggio ha fatto una cosa e adesso lui reagirà, e Brando fa sempre l'opposto, cioè fa sempre quello che tu non ti aspetti. E poi lo fa anche in un altro modo che era molto coraggioso per l'epoca, che è il tempo. Cioè le scene, noi in realtà le scene recitate le potremmo descrivere come una partitura musicale, no? Come battute e anche come movimenti di azioni. Cioè se tu le guardi dall'esterno hanno proprio un ritmo Certo, preciso, che preciso. poi più la scena è, non so, una scena di rabbia piuttosto che cose, e più il ritmo varia in base alla situazione. Ecco, Brando non aveva ritmo. Cioè, Brando aveva capito che il tempo e il ritmo della scena lo poteva impostare lui. E allora, quando tu ti aspetti che lui sbotta, non lo fa, rallenta. Il piano d'ascolto. Il piano d'ascolto, per chi non lo sa, che ci sta seguendo, il piano d'ascolto è quando invece un attore ascolta le battute dell'altro attore e il regista poi monta, cioè mette nel film l'altro attore che esattamente che ascolta. Ecco, i piani di ascolto di Marlon Brando
sono completamente fuori dal dialogo. Sono quasi sempre fuori. Se voi fateci caso, Brando quando recita e gli montano i piani di ascolto è sempre così. E guarda un po' su, poi guarda di là, poi guarda giù e poi risponde. E questa roba ovviamente nei confronti dello spettatore è ma che cazzo sta pensando? Sì, è vero. Cioè, Quasi riguardoso, io no? voglio sapere questo cosa sta pensando e soprattutto facendo in questa maniera io come, non so quello che farà da un momento all'altro, Non non lo sai so. neanche quello che pensa, quindi non sai proprio capire dove sta andando. Non so quello che pensa. Poi ovviamente c'è anche un discorso di metodologia, nel senso che Brando, poi oltre a tutte queste cose, a questo aspetto tecnico, voluto o non voluto, questo non lo sapremo mai, c'aveva anche un discorso proprio di metodologia al lavoro, nel senso che era uno che studiava molto poco le battute, non era un attore di battuta, non era un attore intellettuale, ma invece era un attore molto, direi, emotivamente fisico. E dico emotivamente fisico nel senso che era molto attento ad entrare nella psiche del personaggio, nel gesto fisico di quel personaggio lì, più che nell'intellettuale, dell'aspetto intellettuale della scena. Sì, sì, è E, vero. Gesti, i famosi gesti suoi, no? I gesti, infatti lui fa esattamente l'incontrario, cioè quando c'è la scena finale di Via col vento di Clark Gable che si ferma, si gira e Rossella O'Hara gli dice la battuta famosa e poi lui se ne va, è tutto ovvio, Sì, sì. no? Come E lui fa... Pina va di è qua, torna di qua, appunto. Esatto, e invece lui anche fisicamente diventa un'altra cosa, cambia completamente e lo fa ovviamente attraverso il metodo. Il fisico che Brando ha nel tram è Certo. un fisico, è un modo, ma non fisico inteso come struttura muscolare, poteva anche essere la metà della metà del peso, è il modo come utilizza questo fisico, come si muove, come irrompe nella scena, che è assolutamente travolgente, è assolutamente un qualcosa di mai visto. Così come il fisico che invece c'ha nel Padrino, con questa cosa che le corde vocali, che era stato colpito, le corde vocali, eccetera, è tutt'altra maniera, è tutt'altra... Insomma, prima di lui tutto questo non esisteva. Eh no, Non infatti esisteva. è cambiato tutto, tra l'altro ha rischiato anche tantissimo, ma tu ricordi la prima volta che hai visto qualcosa con Marlon Brando? Sì, certo. Io la primissima cosa che ho visto con Marlon Brando era Il Padrino. Ah, È stato il mio primo approccio proprio. Ero molto piccolo e lo vidi a casa con i miei genitori e mi ricordo che ero già colpito, per esempio la scena della morte nel campo di coltivazione di pomodoro di Don Ale, Vito Corleone. Io avevo, boh, ma penso, non so, veramente 6 anni e me la ricordo come... non me la potevo dimenticare. sì, sì, è vero. E poi lui aveva anche un'altra cosa che poi è quello che mi sorprende anche adesso, che è anche una cosa difficile da spiegare ad un attore, perché non lo puoi spiegare ad un attore, che è il famoso, che è quello che potremmo definire fattore X, non lo so, carisma, charme, nella vita sarebbe una cosa del genere, che però è molto differente dal cinema, perché se tu sei una persona carismatica nella vita, oppure sei un bel ragazzo, una bella ragazza, non significa che in video, nella cinepresa sarai... Anzi, E invece Brando aveva questa cosa che ehm, era iper prepotente il suo essere. sì, E infatti, a differenza di altri attori che nei ruoli si annullavano completamente dentro il personaggio, lui li invadeva. esatto. Lui li invadeva. E questo probabilmente dipende, immagino, non lo so, anche dal tuo vissuto. Tant'è che una cosa che di Brando si sa molto poco è proprio
chi era Brando. E tra l'altro c'è tutta la storia, no? Lui l'aveva raccontata una parte dei genitori, del rapporto col padre, il rapporto con la madre, quello Sì, poi nella... probabilmente dipendeva da... Ma anche chi era l'uomo dopo, Ah, cioè oltre... dopo è stato un enigma. Eh beh, sì, perché oltre a dire, va bene, quella è la sua infanzia, poi è diventato un attore di successo. Sì, ma la vita privata di Marlon Brando, cioè lui che cos'era? Lui chi era veramente? E probabilmente queste sue zone d'ombra, perché Brando, ora sembra che io come se lo conoscessi ne parlo, ma è soltanto che No, sono innamorato del personaggio e quindi ho letto tantissima roba su di lui, ho ascoltato tantissime cose. E lui era molto, era innanzitutto, era sicuramente egocentrico, era sicuramente un bugiardo, ma era anche ipocondriaco, aveva delle sue zone d'ombra, era depresso, cioè aveva delle problematiche tra sé e sé veramente notevoli. Cioè questo è uno che quando stava a casa si auto-ipnotizzava perché non riusciva a dormire. tra l'altro c'è un documentario bellissimo che avrei visto anche tu, lì, Marlon, dove prendono i nastri che lui registrava e Cioè, costruiscono capito? la storia della sua vita. Una roba pazzesca. Oppure lui si era fatto mettere sotto all'ingresso della sua villa, di fianco a Jake Nicholson, si era fatto mettere sotto una calamita gigante sottoterra, in modo tale che lui, quando arrivavano le persone, e se lui riconosceva una macchina che non era a lui familiare, azionava la calamita e la macchina rimaneva bloccata. E lui aveva tutto il tempo di far arrivare la polizia, insomma, di salvarsi, perché era diventato veramente e aveva questo tarlo di giustizia, cioè era un uomo in qualche senso sempre pronto alla giustizia, sempre con la giustizia. Era proprio un tarlo, tant'è che partecipava, era vicinissimo a a Martin Luther King, era Tra l'altro, vicinissimo. preso tantissimo, andò anche al funerale di una delle Pantere Nere, no? Rischiando, poi prendendosi gli insulti, cioè, Sì, di tutto e di più. poi Era l'Oscar del 72 rifiutato, andando l'Indiana a ritirarlo per conto suo. Pensiamo quanto ah, per rifiutare un Oscar, dice lui ha iniziato la battaglia per i nativi americani, e mandando la nativa americana a parlare, ha fatto delle scelte che poi Hollywood non gli è neanche perdonato, diciamo, perché poi, vabbè, insomma, beh, ma io penso anche che sono cose che non farebbe nessuno. Cioè, il motivo per cui Marlon Brando ne stiamo ancora parlando oggi è esattamente questo. Cioè, oggi chi vincerebbe? Facciamo l'esempio con eh, l'Italia. È come se io domani vincessi un Davide Donatello e lo rifiuto e mando una persona X per una questione assolutamente da considerare, da risolvere, eccetera, sociale. Lo farebbe qualcuno? Assolutamente no. come se DiCaprio avesse mandato qualcun altro a A invece ritirare il suo Oscar. ritirare, comunque sono dei gesti potentissimi. Tra l'altro, quello che mi colpisce è che alla fine, se tu ci pensi, l'ultimo grande film di Brando è Apocalypse Now, perché dopo da lì in poi ha fatto tante cose piccole, ha fatto anche The Brave con Johnny Depp. Molto interessante, tra l'altro, leggere le interviste di Johnny Depp che parla di Brando, perché a un certo punto, no, Brando aveva capito che Johnny Depp era molto simile a lui e l'aveva preso sotto la sua ala protettiva. Sì, Però sono passati anni dalla morte, 40 dall'ultimo film rilevante, ma quello che ha fatto lui è talmente moderno che fa quasi paura. Cioè, era un impressionante. visionario. Era un visionario ed era anche, appunto, aveva questa lungimiranza recitativa, per cui, tra l'altro, sì, The Brave a me è piaciuto molto. Lui anche proprio come ruolo, cioè ha fatto un ruolo veramente pazzesco.
E, e- e a proposito di Johnny Depp, mi è piaciuto moltissimo anche Don Juan De Marco, Certo, per tra, l'altro. tra tutti e due. E devo dire anche lì Brando è stato pazzesco. E poi un altro episodio della sua vita geniale è che quando lui aveva, perché poi lui passava tantissimo tempo nell'arte, passava tantissimo tempo a cercare di capire, a me dà l'impressione di un uomo che un uomo sofferente, Sì, un uomo che aveva a che fare, che lottava, che si scontrava continuamente con i suoi malesseri più profondi e che in qualche modo cercasse una verità, cercasse una verità di vita e una verità artistica. Allora, lui fece questa cosa a 80 anni, prima di morire. Lui fece, organizzò un seminario, un corso di recitazione per i suoi amici e i suoi colleghi, tra cui gente che partecipava a questo seminario. Parliamo di Sean Penn, parliamo di Robbie Williams, parliamo di questa gente qua, no? Gli ultimi arrivati. È come se lui avesse voluto lasciare un testamento a coloro, anche perché sono tutti figli sì, suoi, sì. Beh, anche De perché Niro, Al Pacino, De Niro. De Niro, Al Pacino sono tutti dopo post Brando. Eh, E lui fa questo seminario di, mi pare, 11 giorni in un capannone e lo fa aperto anche ai clochard, ah, cioè non sapevo. i clochard potevano entrare, potevano ascoltare, anche perché lui aveva impostato il seminario con la recitazione, ma anche con altre arti, per cui c'erano delle attività circense dentro, cioè c'era un mischione stupendo. E lui comincia il seminario, c'è questa cosa famosa che l'ha raccontata, se non mi sbaglio, proprio Sean Penn, comincia dicendo: adesso vi dico per me che cos'è recitare e lo posso fare solo adesso. E questo ad 80 anni si presenta su questo palcoscenico travestito da donna, truccato da donna e comincia a fare un monologo da donna. Pazzesco. Cioè, a 80 anni Era libero, era libero, è era riuscito a essere libero solo lì. fantastico. Senti, diciamo, quali sono i tuoi cult che consiglia? Il tram, a parte il padrino, ci sono altri, per esempio, vabbè, Ultimo Di Tango Marlon? è... Sì. Ce ne Ce l'hai sono ancora? troppi. Poi il rapporto all'Ultimo Tango ce l'hai ancora? Certo, certo. Beh, Ultimo Tango a Parigi, ecco, Ultimo Tango a Parigi è probabilmente eh, a parte è il personaggio più similare, perché Sì. Paul, e forse Paul Sì, è sì. Marlon. Sono parti dei monologhi che sono tuoi. Sì, oppure mi piace pensare che non lo sia, cioè mi piace pensare che lui è stato talmente Ah, furbo, talmente un genio che li ha presi tutti per il culo. beh, allora, perché poi lui si arrabbiò con Bertolucci, no, alla fine del film, non Lui si si arra- parlava da qualche anno. Lui si arrabbiò, non si parlarono perché aveva detto: mi hai troppo spogliato, mi hai Esatto. troppo messo in mostra. Però ecco, lì secondo me lui ha raggiunto un livello di recitazione Mm. inarrivabile, inarrivabile. In particolar modo c'è la scena, io Brando lo guardo insieme ad altri, ma soprattutto lui lo guardo veramente con assiduità perché secondo me un attore deve saper non solo imparare guardando gli altri attori, ma anche rubare. Certo, non puoi fare la copia di Brando, A perché non sei Brando, non lo sarai mai, e soprattutto perché copiare una cosa che già esiste non va bene, sempre per il discorso dell'unicità che abbiamo fatto No, all'inizio. ma è l'attitudine in quel caso, l'attitudine. Esatto, tu diciamo cerchi di fare tue delle cose che quindi diciamo che per me lui, io guardo continuamente i suoi film perché è una fortissima fonte di ispirazione e che cerco di prendere
delle cose. Allora io ho dovuto fare la scena di Ciro in Mare Fuori della morte di Ciro, no? E ovviamente, insomma, recitare una morte, a meno che non è una morte su un colpo, cioè che ne so, vieni buttato sotto una macchina e Sì. muori, è difficile perché dico come cazzo si muore? Non c'è una memoria perché si muore una volta sola, per fortuna. E quindi, e quindi non sapevo che cazzo fare. Allora dico va bene, come al mio solito vado a vedere, mi trovo delle reference e vado a vedere la morte di Brando in Ultimo Tango a Parigi. Allora, io quella scena e quel film l'avrò visto tipo una quarantina di volte, non lo so. La scena di quando lui viene sparato, esce e va sul balcone con un po' di difficoltà fisica. Infatti Bertolucci l'ha montata lontana perché era bellissimo Brando che non riesce, Ah, barcolla e poi gli fanno il primo piano, lui mastica la gomma così, poi si toglie la gomma, l'attacca sotto alla ringhiera del balcone, guarda, respira e muore e lo troviamo a stacco rannicchiato in posizione fetale per terra. Ecco, quando c'è il primo piano di lui che ha un po' l'occhio lucido, un po' sta soffrendo, eccetera, cioè tu vedi, io tutte le volte che vedo la scena dico, ma come cazzo fa? è vero. Cioè, quando io guardo un film facendo l'attore, ovviamente immagino Cioè, di cosa. Ah, vedi, allora qua l'attore ha fatto questa fatto così. scelta, ci è arrivato in questo modo, ha fatto questa cosa qua, per quanto difficile possa essere. Cazzo, guardo quella scena tutte le volte, non so come fa. Come ci è arrivato. No, ma non c'è, cioè tu vedi il suo volto e a un certo punto vedi la vita che se ne va. Cioè la vita che abbandona, e lui fa poco, non è che fa chissà che cosa, non è che fa come facciamo noi, le tossi, tutte quelle robe lì, fondamentalmente che sì, sono una recita della morte, ma non è soffrire, morire e quant'altro. Tu vedi quella roba lì e quella roba lì secondo me è uno dei livelli più alti della recitazione della storia. Quindi io come scena sua, lasciando perdere le altre cose iconiche che ha fatto, quel momento secondo me è impossibile proprio da raggiungere ed è il momento più alto. Tra Eh, l'altro già di 47 anni, perché lui è del 24, quella del... sì. esatto. Poi, allora, c'è stato, Fronte tolti del Porto, ci citano qui Fronte del Porto, Giulio Cesare. Fronte del Porto, un altro capolavoro assoluto, perché Fronte del Porto, allora, per voi che non lo sapete, quando un attore, diciamo, ha la potenza di un Marlon Brando, che è indubbiamente Marlon Brando, è uno che ha un carattere che può fare, tu te lo aspetti in un certo tipo di personaggio. Quando tu vai a fare Fronte del Porto, dove il tuo personaggio in realtà è un personaggio che per praticamente tutto il film, fino alla scena finale, Eh sì, è un perdente. subisce, è un perdente. È una prova d'attore stratosferica, perché ci sono delle volte in cui anche in una scena a due, quando l'altro attore è troppo più sopra, è troppo più forte rispetto all'altro, ma pure stando zitti non funziona. Pure in silenzio tu hai delle problematiche e lui là scende, cioè lui là dimostra che è un grande attore proprio per quel motivo lì, perché lui è una persona che tu te giri e la guardi e non riesci a resistere allo sguardo, e però è capace di farti un personaggio che praticamente per il 95% del film subisce l'azione. Esatto. Ed Tra l'altro è anche la parte, straordinario. no? Poi in quel La film c'era parte? il fratello, Sì, no, stupendo. la scena. E, e anche, non so,
Vabbè, Giulio Cesare, stupendo. Vabbè, il Viva Selvaggio, Zapata, negli anni 50, che è una cosa. Poi c'è il brano 70, pure perché Apocalypse Now di fatto l'ha costruito lui il personaggio, no? Perché nella sceneggiatura era molto parlato e lui andò da Coppola e gli disse guarda, questo dice troppe parole. E infatti alla fine no, ma non... Diciamo che secondo me Ragazzi del Bounty, dice pure Antonella, che era carino, era bello, comunque un film minore di quelli, però Ammutinati del Bounty che... Allora, Ammutinati del Bounty, Brando fa questo film, litiga fortemente con il regista, perché dice, tu mi hai scritto un personaggio del cazzo, questo personaggio non può reagire in questo modo, non può, non glielo puoi chiedere. E quindi si fermano le riprese come al suo solito, solo che là non era ancora Marlon Brando, non era ancora, aveva sì già vinto, eccetera, però non era il Brando di Apocalypse Now, ok? E quindi di nuovo si prende questa responsabilità, si prende quel coraggio, eccetera, si fermano e loro stanno a girare a Tahiti, dove lui poi incontra sua moglie, la sua poi futura moglie Tarita, e dove poi lui si ritira per anni, dove rimane lì e rimane a vivere a Tetiaroa, che è questo atollo che sta nei pressi di Tahiti, e dove lui era questo luogo dove aveva l'unico modo per avere la pace, questa pace che lui in questo suo essere inquieto non non riusciva a trovare, tant'è che ha avuto una vita disastrosa, tra i ha- suicidi dei figli, insomma, delle cose veramente molto problematiche. E allora, chi era Marlon Brando? Io lo potrei dire con questo aneddoto. Allora, Marlon Brando scrive un film a un certo punto della sua vita. Scrive questo film perché vuole fare questo film e chiaramente chiama lo scemo, va a parlare con Kubrick. Perché? Perché Kubrick era all'epoca era il regista più grande di tutti i tempi, il genio assoluto. E lui dice: io voglio che il mio film lo giri il genio assoluto. Va a parlare con Kubrick e gli dice: guarda, io vorrei fare questo film. Sì, va bene. Allora, vediamoci tra un po', in modo tale che io ti porto una proposta tra un paio di mesi e poi iniziamo a girare. Perfetto. Arriva l'appuntamento, Kubrick parla e Brando lo manda a fanculo. Brando lo manda direttamente, cioè Brando ha detto di no anche in malo modo, sostenendo che lui non fosse in grado di capire, a Stanley Kubrick, che è uno dei più, è forse il più grande regista della storia fatto il del film cinema. La vendetta, no? Esatto. Cioè, Il questo West è era Brando. l'unica regia di Brando, poi. L'unica, sì, perché poi lui ha detto, vabbè, lo giro io. Pazzesco, L'unica regia di questo era Marlon Brando. fantastico. Eh, Marlon Brando che con Bertolucci per Ultimo Tango a Parigi dice, dopo che aveva avuto il no da Alain Delon e da Belmondo, perché Alain Delon gli aveva detto no, io i film porno non li faccio. Belmondo gli aveva detto va bene, lo faccio, però voglio una quota produttiva. E allora Bertolucci dice no, la quota produttiva non te la do. Dai, proviamo Brando. Se Brando ha appena vinto l'Oscar, si presenta da Brando. Bertolucci un po' teso, parlano, Brando non lo guarda in faccia. Allora Bertolucci impazzisce, a un certo punto perde il controllo nell'ansia dello stress dallo stare davanti a un attore Oscar come lui e gli fa: ma basta, posso sapere perché non mi guardi negli occhi? Basta, non ce la faccio più. E Brando gli dice: perché volevo vedere quando ti fermavi col piedino a fare così dal nervosismo. Cioè, Sì. e dice: allora, vediamoci tra un po'. Nel frattempo vieni con me e lo porta e loro stanno una settimana da Brando, a casa di Brando, tra l'altro un episodio simpaticissimo, gli dice vedi quell'uomo lì nel giardino di fronte a casa mia che sta in mutande ubriaco a far da pipì nel prato, è Jack Nicholson. Poi Geniale.
no? Brandon e Nicholson erano stati amici fino alla morte. Brandon e Nicholson erano super amici, tant'è che Nicholson alla morte di Brando ha acquistato la casa di Brando Ah, per, per chiuderla, perché siccome aveva capito. preventivato, ha detto sta casa non si tocca, la casa del maestro è sacra, fermi, e l'ha chiusa e ha dato però il permesso di girare il documentario con Bellissimo. Che cose l'ho sue. trovato a noleggio su Apple, guardate, si chiama Listen to Me Marlon. È un Pazzesco. documentario fatto con materiale di repertorio, perché non c'è. Lui si vede pochissimo, tra l'altro, si vede solo Lui si attraverso vede le immagini. pochissimo. E poi c'è la cosa stupenda che lui si era fatto digitalizzare la faccia, Tra perché l'altro, in antichi tempi quella cosa è pazzesca, perché lui praticamente 20 anni fa già aveva capito cosa stava succedendo. Cioè, il lui, documentario inizia, dice a noi ci ruberanno il lavoro. certo, lui perciò era lui, perché anche in questo senso, anche dal punto di vista di intelligenza artificiale, poi c'è stato Avatar, no? Che è stato il primo in questo senso, aveva detto noi reciteremo un giorno così, e quindi c'è il pezzo di lui che fa atto quinto, scena 5 di Macbeth, che è meraviglioso con la sua faccia digitalizzata. Ma vabbè, a parte questo, tornando a Bertolucci e quella scena lì, allora passano una settimana a casa di Brando a fare di tutto tranne che parlare del film. Cioè Brando mangiava, beveva, si raccontavano storie, andavano da Nicholson, eccetera, tutto tranne che parlare del film. Allora, alla fine della settimana, Brando gli dice: Ci vediamo domani in questo domani, insomma, giorni successivi in questo museo, e davanti al quadro di Bacon, che è il quadro in questo museo, che è il quadro che poi Bertolucci ha montato nei titoli di testa del film, il quadro di Bacon, gli dice: accetto di fare il tuo film e il Paul, il mio personaggio sarà così, e gli fa vedere il quadro di Bacon, che poi infatti Bertolucci ha montato nei Eh titoli. sì. C'è una roba, ragazzi. Pazzesco. Tra l'altro la cosa buffa, se pensi, è che nello stesso anno praticamente lui fa Ultimo Tango e Il Padrino. Uno Sì, è fatto e l'altro è bellissimo. no, meraviglioso. Senti, E, allora, lunga vita Marlon, continuiamo con i festeggiamenti Brando 100 e noi ci stiamo rivedendo anche le cose più piccole, tipo Boss e la matricola con Matthew Broderick, 89, molto bello. dove lui faceva il verso al padrino, tra l'altro. Si faceva. Esatto. No, vabbè, geniale. Ma pensa, ti lascio con questa chicca. Io più o meno una, due, tre volte l'anno vado a Parigi Mm, e per vari motivi, sia goliardici, nel senso che è una città, chiaro. è una delle città del mio cuore, così, ma anche per motivi lavorativi mi capita spesso di andarci. Almeno una volta all'anno devo andare alla casa che lì è Rue dell'Albony, Ah, è, è alla casa dove hanno girato Ultimo Tango. E se dove tu c'è poi il famoso ponte che viene ripreso anche da Christopher Nolan in Inception, tra l'altro. c'è il ponte e c'è anche la metropolitana e tutto quanto che Cioè, passa sopra, esattamente. E se tu vai lì, l'unica cosa che è cambiata, però a colpo d'occhio non la vedi perché è sotto, il bar dove la Schneider fa la telefonata non c'è, non c'è ah, più almeno, però è sotto, ma tu quando scendi da Rue dell'Albony, che sta sotto così, e arrivi al palazzo, rimani, cioè ti viene un colpo perché è tutto uguale. pazzesco. Cioè, è come stare nel film. E quindi io una volta l'anno, per una questione di cuore, devo andare a salutare il maestro. Col cappotto di cammello. Assolutamente. Anche se l'ultima foto che ho messo, perché poi sul mio Instagram ho messo una foto a Natale seduto sulla ringhiera, Mm, come lui aveva la foto seduto sulla ringhiera, però avevo il montone quel giorno perché faceva freddo.
E quindi a parte quella cosa lì, ma insomma, fantastico. Allora, grazie mille Veramente. Giacomo per questo viaggio, speriamo poi di aver stimolato qualcuno ad andare a rivedere le cose. Oggi si trova tanto, non tutto, ma si trova parecchio, insomma, per chi c'ha voglia. E quindi lunga vita Marlon. Lunga vita a Marlo. Ciao Grazie. Ciao a Giacomo, tutti. grazie. Spero vi sia piaciuta la diretta, che non vi abbiamo annoiato e soprattutto spero che abbiate gradito la sorpresa iniziale con quegli altri due. Esatto. eh, Vado a girare. Ciao Giacomo, grazie mille. Ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.